Si è aperta oggi qui a Venezia la terza edizione di Space Meeting Veneto, l'evento internazionale dedicato allo Space Economy, che appunto si svolgerà fino al 22 maggio al Venezia Terminal Passeggeri. Ovviamente un evento importante che ha richiamato per la terza edizione del meeting nel Veneto varie realtà dello space economy, un settore in rapidissima evoluzione che rappresenta una delle sfide globali più promettenti, alla presenza di tante autorità civili, militari, ministeriali e ovviamente dei vari stakeholder che operano in questo settore. Dedicato appunto all'Eurospazio, e che quest'anno si focalizza sul tema della Blue Economy. Un evento dunque internazionale che porta a Venezia i principali protagonisti del comparto e consolida il nostro territorio come un vero crocevia strategico per l'intera comunità spaziale. Come ovviamente regione siamo fieri di ospitare nel nostro territorio regionale questo evento, ovviamente nel comune di Venezia, perché attraverso questi momenti di incontro si dà la possibilità che tutti questi progetti industriali domani potranno far parte non solo sull'aspetto aerospaziale, ma soprattutto nell'ambito della nostra economia e del vivere quotidiano. Come Veneto siamo pronti e ovviamente nella visione complessiva della crescita sostenibile, della competenza tecnologica, interconnessione con le sfide ovviamente globali. Al termine della cerimonia è stato anche un momento importante per riconoscere, dare un riconoscimento assieme al presidente Luca Zaia e al presidente dello Space Meeting Veneto, Federico Zoppas, che hanno consegnato un riconoscimento al presidente CEO di Quascom, azienda vicentina che ha contribuito alla missione lunare Lugre, che ha stabilito poi un record mondiale per l'uso del GPS e Galileo nell'ultima appunto apparizione nello spazio. Dunque a maggior ragione sono eccellenze e ovviamente